Siamo insieme a Roberto Fiorentini, che è il responsabile di questo vivaio. Da questo vivaio arrivano le piantine che saranno consegnate ai cittadini, ma di che piante parliamo? Parliamo di piante autoctone della pianura veneta. In pratica si tratta degli alberi e degli arbusti che costituivano il bosco di pianura, quello che un tempo copriva tutta la pianura dalle Alpi fino al mare. E si tratta quindi di querce, di frassini, di carpino bianco, molti arbusti come il biancospino. Queste specie qua, tutte specie che perdono la foglia d'inverno. Quello che vediamo qui ad esempio è il carpino bianco, che è una pianta tipicamente legata ad ambienti con terreno profondo, non solo di pianura in realtà, anche in collina, in media montagna, anche se piuttosto raramente. Le piante che diamo ai cittadini hanno 1 o 2 anni, per lo più 2 anni, quindi sono un po' più alte di quelle che vediamo qui. Ecco, lei che è responsabile di questo vivaio, ci descrive brevemente quella che è la vostra attività? Sì, noi in pratica trasformiamo i semi in piante, andiamo nel territorio perché bisogna ricordare che per fare un albero ci vuole un seme e per fare un seme ci vuole un bosco, un insieme di piante selvatiche. Quindi noi andiamo sul territorio, troviamo i boschi, o meglio li abbiamo già censiti, i boschi che sono i popolamenti da seme, quindi la base, le banche del seme da cui attingiamo per poter fare la produzione, e poi lì raccogliamo il seme e lo trasformiamo attraverso i procedimenti che i vivai forestali conoscono in piantine che poi cediamo. Quindi in sostanza le piante che vengono cedute sono figlie di quella foresta originaria che c'era e che adesso non c'è più. Noi andiamo a raccogliere i semi nei lembi di residui boschi ancora esistenti in pianura, oppure nelle colline immediatamente prospicienti la pianura. È un progetto, questo qui, che parte dal comune di Carceri, quindi da una piccola idea ma molto importante che ha avuto il sindaco Tiberio Businaro del comune di Carceri, che poi gli è quasi sfuggita di mano perché tanti altri comuni volevano replicarla. Ne abbiamo parlato anche assieme all'assessore Pan, che ringrazio per il suo contributo, perché la Regione poi ha deciso di finanziare alla fine del 2019 questo progetto in Veneto Agricoltura per ridare un sorriso alla pianura padana. Quindi partiamo intanto dal Veneto a consegnare oggi dal nostro vivaio di Montecchio Precalcino queste prime 60-70 mila piante ai cittadini del Veneto, e vedremo quanto poi riusciremo ad estendere questo progetto anche ai nostri confinanti. Tutto quello che viene fatto per piantare alberi, che sia in pianura che sia in montagna, tutto quello che viene fatto per la gestione dei boschi è tutto in linea perfettamente con gli obiettivi dell'agenda dell'ONU 2030 e col Green Deal del 2050. Quindi certamente il cittadino che ordina le 10 piante a Veneto Agricoltura per poterle piantare nel suo giardino o gli arbusti da piantare nel vaso, dà anche lui un contributo verso quello che dovrà essere l'obiettivo finale dell'agenda del Green Deal, cioè ad emissioni bilanciate tra quello che esce e quello che si cattura. Oggi è la cerimonia di un progetto che diventa realtà, di un progetto che diventa un'iniziativa di un territorio ampio come la Regione Veneto, ma che diventerà sicuramente anche, e ne sono certo, che diventerà l'iniziativa di riforestazione di tutta la pianura padana, perché un format così semplice, così poco dispendioso sotto aspetto economico e che coinvolge i cittadini non è più solo un progetto, ma è un approccio culturale per la forestazione. Teniamo in considerazione che l'aspetto più importante in assoluto è che noi mettiamo a dimora piante autoctone con dei protocolli che sono rigorosi. Questo meraviglioso vivaio di Montecchio Precalcino è la possibilità di salvare le piante autoctone del Veneto e la possibilità di salvare il nostro territorio.